sulla storia del pianeta Terra. Oggi parleremo del Mesozoico. Il Mesozoico è suddiviso in 3 periodi, il Triassico, il Giurassico e il Cretaceo, ed è famoso per essere la grande era dove hanno dominato i dinosauri. Però noi parleremo di animali un po' meno conosciuti. Mi riferisco alle ammoniti. In questo blocco vediamo 2 conchiglie, una ammonite e un nautiloide. Sono animali molto simili alle attuali seppie e agli attuali calamari, però avevano un guscio in carbonato di calcio così avvolto a spirale. E qui possiamo vedere la ricostruzione di come si pensa fossero questi animali. Andando avanti e spostandoci sulla terraferma avremmo potuto incontrare i grandi dinosauri. Noi qui abbiamo la ricostruzione di Ciro, che è stato il più famoso, forse anche il primo dinosauro scoperto in Italia, ed è diventato famoso in tutto il mondo perché all'interno dello stomaco sono state trovate le tracce del suo ultimo pasto, in particolare erano resti di insetti e resti di lucertole. Altri resti molto importanti che abbiamo qui al museo provengono dal Nord Africa, dal Marocco, e sono una mandibola di mosasauro, un grande rettile marino che superava anche i 10-15 metri di lunghezza, molto simile a un coccodrillo, però al posto delle zampe aveva delle pale per nuotare. E poi abbiamo il resto, sempre di mosasauro, però del tratto della coda. Potete vedere le vertebre ancora quasi in connessione anatomica. Il Mesozoico poi si chiude con la grande estinzione di massa, famosissima perché appunto circa 66 milioni di anni fa è arrivato un meteorite, simile a questo, che viene dal Nord Africa, e ha causato un'estinzione di quasi il 70% delle forme di vita. Però poi vedremo nel Cenozoico quali di queste forme di vita sono arrivate fino a noi e quali animali sono arrivati fino ai giorni nostri.